La rievocazione storica è datata 1350, ma perché la fiera si svolgeva ed è documentato negli statuti della città di Treviso per antica consuetudine, quindi veniamo da lontano, il sito di passaggio di merci, di persone, di guerrieri, di eserciti, di state battaglie sia napoleoniche che prima sul Piave, fanno sì che sia consolidata dalla notte dei tempi questa realtà. Non solo una fiera locale, ma una fiera che è leader e modello per il Triveneto, una fiera locale all'agricoltura unita anche alla rievocazione storica di novembre, che portano in paese la prima, quella di dicembre, in circa un 100-150 mila visitatori, quella di novembre un circa 25 mila visitatori. Ci sono moltissimi figuranti, ma il nostro fiore all'occhiello è appunto che di nobili ci sono solo i conti, qualche mercante, il resto sono tutti popolani, proprio per rispecchiare veramente la storia com'era nel 1350, in quel periodo, quindi i nobili erano sicuramente pochissimi e avevano migliaia invece di popolani al loro seguito.